Facendo un passo indietro proprio all'inizio, come nasce l'idea per Cruel Peter? E rispondi tu? Come vuoi, Dai, se vuoi comincio dai, io. rispondi tu, dai. Ma guarda, noi in realtà abbiamo l'idea viene un po' dal passato, viene dal nostro film precedente, no? Noi abbiamo già con Fairy Tail abbiamo cominciato a lavorare su delle storie che venivano dal passato di città che conoscevamo molto bene. Latina era la mia città d'adozione, Messina è la città d'adozione di Cristian, siamo entrambi emigranti sostanzialmente, siamo spostati in città che abbiamo conosciuto, abbiamo forse guardato anche con un occhio un po' diverso proprio perché venivamo da fuori. E abbiamo fatto lo stesso tipo di lavoro, abbiamo cercato delle storie, abbiamo trovato delle cose molto suggestive, per esempio su Cruel Peter siamo partiti dal terremoto di Messina nel 1908 e su quello abbiamo cominciato a costruire delle cose. E quindi c'è sempre un misto di, come dire, di cose che ci interessano, che ci piace raccontare, di posti che sono particolarmente suggestivi e che conosciamo bene. In questo caso, insomma, sia nel primo e nel secondo film abbiamo lavorato un po' in quest'ottica qui. E poi ci facciamo affascinare dai luoghi, dalle storie, dalle situazioni che sentiamo per costruirci un racconto, insomma. Io penso che sia il luogo di Messina che amo maggiormente, perché è quello che è stato preservato dalla furia degli eventi, cioè che il terremoto moderno più forte che ci sia mai stato, che ha sterminato oltre l'80% della popolazione. Il cimitero, che è stato costruito intorno al 1876, eccetera, ed era il cimitero di una città comunque ricca, perché aveva un porto che era colonizzato dagli inglesi che rappresentavano la più grande potenza mondiale del momento. È un cimitero che ha cristallizzato quel momento, perché comunque c'erano moltissime tombe distrutte. Chiaramente il cimitero mischia in sé quegli elementi di liberty tipici dell'inglese e anche il gusto barocco del siciliano. Quindi era un luogo perfetto per una ghost story che unisse entrambe le sensibilità. Cioè la sensibilità siciliana da un lato del racconto, perché c'è anche una tradizione di fantasmi molto forte, e poi qualcosa invece l'esperienza letteraria degli inglesi, che hanno avuto un ruolo importante in Sicilia, soprattutto in quegli anni. Quindi quando io ho mandato le foto fatte male, perché quello fotografare bravo è lui, col telefonino, ho detto guarda, c'avrei in mente questa storia qui di questo bambino, ho detto che ne pensi? Diciamo che lui è uno che si lascia catturare dall'entusiasmo, ha una visione pionieristica come me, poi abbiamo avuto, diciamo, un team di produzioni che si è messo a disposizione di questa storia, cioè Armosia, Rai Cinema, la nostra, cioè Tada, che comunque Tada e Machinarium, che si occupa, come sai, di make-up e di VFX integrati. Insieme con questo team di produttori abbiamo costruito qualcosa che fosse continuativo rispetto a Fairy Tail, cioè costruire dei film tipicamente italiani ma vendibili all'estero, cioè trovare da indipendenti una strada nuova, perché comunque noi sappiamo che il genere fa fatica a arrivare nelle sale e probabilmente non ha ancora un pubblico riformato, cioè il pubblico va riformato, mentre invece l'estero chiede molto questo tipo di prodotti se fatti con un production value, quindi con un tipo di costruzione, di qualità complessiva, cioè visione, storia, eccetera. E poi noi cerchiamo di dargli un'identità che è tipicamente italiana. Questo è quello che vorremmo continuare a fare. Il film viene descritto come una fiaba gotica. Il gotico è un'estetica particolare, anche un po' inusuale, che non si vede spesso. Siete partiti già con questo immaginario o si è sviluppato poi successivamente? Guarda, vorrei partire su questo per poi dare la parola a lui, perché insomma Ascanio si è occupato della color e ti ripeto, lui c'ha una visione fotografica e dell'immagine che è superiore alla mia. Noi diciamo siamo complementari perché comunque io mi occupo della storia, poi ci confrontiamo molto, cioè sia la composizione dell'immagine che la composizione della storia avviene in una sinergia molto forte, però è chiaro che ognuno ha le sue specificità, no? E, abbiamo parlato molto del gotico, del tardo gotico in Sicilia, perché ti ripeto, l'hai visto anche immagino se hai visto il film,
c'è la presenza proprio fisica nei monumenti, no? Cioè di elementi di gotico. Poi, così come nel primo film avevamo fatto un lavoro molto freddo sulla storia del nostro razionalismo come elemento architettonico importante all'interno del racconto della storia, no? Se vediamo i quadri di De Chirico, abbiamo cercato di isolare i personaggi per rendere il luogo ancora più fantasmagorico. Ascanio invece ha fatto un lavoro di color, secondo me, molto bello, recuperando quella fascinazione che avevano i tardo-romantici che venivano dall'Inghilterra, dal nord Europa, a dipingere le necropoli siciliane, e le rovine siciliane. Quindi ha fatto un lavoro diverso, cioè c'è l'elemento del gotico riscaldato da certi colori che erano tipici di quei quadri. Correggimi se sbaglio, perché io questa cosa No, è giusto. l'ho apprezzata molto, insomma, ha fatto un ottimo lavoro. Spero che la compressione del film, cioè che il film tu l'abbia visto nella condizione migliore, perché a volte un po' c'è il rischio che si perdano queste sfumature. Tutto qui. Ascanio, se vuoi aggiungere qualcosa su questo? Sì, guarda, ha detto il 99% l'ho già detto Cristian in realtà, però, diciamo, no, ma figurati, anzi, diciamo che l'elemento che più è stato di ispirazione è sicuramente il cimitero monumentale di Messina. I primi sopralluoghi li abbiamo fatti lì, è la cifra stilistica che ci ha convinto e che ci siamo portati dietro su tutto il film, dopodiché abbiamo cercato le altre location in modo che potessero essere coniugate, insomma, col cimitero, che fosse ci fosse una continuità da un punto di vista di stile. Dopodiché sì, un grande lavoro anche di fotografia da parte di Lucio Cimatti, che ha fatto un lavoro strepitoso dal punto di vista fotografico, poi perfezionato in color, ma in realtà, come dire, la fotografia era già quella che ci siamo portati via sul set, insomma, quindi da quel punto di vista abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, sia noi, sia la fotografia, sia il macchinario, che comunque poi ha ripreso quello stile e in qualche modo è riuscito ad attribuirlo ai personaggi, alle situazioni, insomma, tutta una serie di, anche ai VFX in realtà. Per cui sì, noi come ha detto Cristian, ci facciamo un po' trasportare da quello che troviamo, perché poi fare delle forzature diventa anche più complesso, diventa difficile anche da reggere per tutta la durata del film. Invece se tu riesci a trovare nei luoghi in cui hai deciso di ambientare la storia gli elementi che vuoi, come dire, portare all'attenzione dello spettatore, riesci a isolarli bene, poi alla fine riesci a creare un contesto che ti dà la sensazione di quello stile, benché poi in realtà Messina quello stile sia un po' a macchia di leopardo, insomma, cioè tu lo devi andare un pochino a cercare in realtà. Però invece poi messo nel film sembra che tutta Messina sia una città gotica in tutti i suoi aspetti anche più piccoli. Ultimamente molti tra film e fiction televisive si propongono di dare un'immagine diversa del Sud Italia rispetto a quelli che sono gli stereotipi del passato. Questo passa anche attraverso il recupero, come in Cruel Peter, dei miti del folklore popolare? È una domanda per te, è assolutamente una domanda per Cristian. Beh sì, diciamo che io sono quello cresciuto al sud e quindi pur venendo da famiglia emigrata dal nord verso il sud, sì, cioè nel senso poi noi affrontiamo anche temi diversi, cioè nel senso come artisti, come registi cerchiamo di affrontare temi diversi, a prescindere dal nord e dal sud. Certo, fa piacere che si esca da uno stereotipo e anche oserei dire da un certo macchiettismo farsesco, no? Che la fiction italiana ci ha abituato. Cioè, ripeto, la Sicilia, la Puglia, la stessa Calabria adesso ci stanno abituando spero a una visione diversa, ma anche a un cinema diverso, anche a un cinema diverso che guardi ai generi, che guardi al fantastico, di cui noi abbiamo sostanzialmente grande tradizione. Certo, ne parlavo anche con i colleghi del sindacato Double J Italia come autore, è un sistema che va riformato perché non siamo più abituati a scrivere questa roba qui, cioè nel senso è tutto e ci fa piacere in qualche modo essere come si può dire, nuovamente pionieri, no? Perché noi non abbiamo, cioè nel senso
Noi abbiamo avuto la fortuna che la RAI e Armosia, che è una società che si occupa di co-marketing, però abituata a stare nel mondo del cinema, che Macchinario non abbiano creduto nel progetto, perché comunque e che poi ci abbia creduto Voltage Pictures, che comunque è un seller internazionale molto, molto, molto importante. Però secondo me gli spazi ci sono per ricreare questo tipo di immaginario, però è un intero sistema che si deve mettere, secondo me, a tavolino e trovare la maniera di crederci. Vabbè, ora non voglio entrare poi nello specifico produttivo, no? Perché comunque da indipendente puoi fare poco. Il cinema italiano diventa grande quando diventa sistema, no? Cioè comunque noi abbiamo fatto 67 paesi di vendita con Fairytale, quasi 80 con questo, il 7° posto a Taiwan, top 10 lo dico perché per noi è un risultato straordinario, top 10 degli show più visti su Netflix, quindi vuol dire che la strada è giusta, però abbiamo bisogno di essere sostenuti. In questo senso anche grazie del fatto che sei qui a parlare con noi, perché è importante per noi essere riconosciuti e dare continuità a questa esperienza che stiamo facendo. Come avete ricordato anche voi, questo è il secondo film a cui lavorate insieme dopo Fairytale. Come è nato questo sodalizio, questa collaborazione? Lo dice lui. Ma guarda, ci siamo conosciuti quando lavoravamo entrambi in mondi diversi, nel senso Christian lavorava nel settore delle fiction, io lavoravo nella pubblicità e avevamo entrambi voglia, come dire, di metterci in gioco su qualche cosa di diverso che ci rappresentasse di più anche da un punto di vista autoriale, no? E nel momento in cui ci siamo conosciuti, in realtà siamo stati lì a parlare di progetti per forse qualche anno, in realtà, prima di approcciare il primo progetto reale, cioè Fairytale. Quello che ci ha convinto subito, secondo me, a lavorare insieme è stata, a parte, come dire, una certa facilità nel raccontarci le cose e nel lavorare insieme, che non è mai una cosa scontata, cioè senza necessità di protagonismo o questioni di questo genere. Cioè io e Christian, nonostante abbiamo passato veramente anche dei momenti molto complicati durante entrambi i film, non abbiamo mai litigato, abbiamo mai avuto una questione, siamo sempre riusciti ad affrontare le cose insieme e forse questo è il motivo per cui poi alla fine siamo riusciti a portarle fino in fondo. Quindi diciamo la componente caratteriale, un grande talento di Christian nel scrivere le storie. Diciamo che c'erano tutti gli ingredienti perché ci fosse una buona collaborazione, perché siamo molto complementari in realtà, come diceva prima Christian, no? Io sono molto un regista di visual, cioè sono molto uno che racconta le cose per immagini. Christian invece è sostanzialmente uno che parte dalla sceneggiatura e poi arriva alla regia, quindi una grande capacità di gestire le storie, di gestire gli attori. Diciamo che in due, ogni tanto ci prendiamo in giro, diciamo in due facciamo un buon regista. E poi diciamo sempre, siccome poi i nostri set sono sempre piuttosto, per quanto ti ripeto, noi siamo delle persone molto serafiche, molto calme, e quindi non litighiamo mai, però diciamo sempre, c'è questa leggenda, se muore uno, nel corso delle riprese, c'è sempre l'altro, quindi è una grande sicurezza dal punto di vista produttivo. Il film verrà portato a compimento, quindi ce l'abbiamo qua. Adesso siamo sopravvissuti, adesso insomma guardiamo al futuro, ecco. Sì, sì. Quali sono invece più in generale i registi a cui vi ispirate? Io, per quanto mi riguarda, vabbè, chiaramente Argento, Bava, io ho una passione proprio, una passione maniacale per Carpenter, cioè proprio per me, poi vabbè, insomma, quando si chiede ai registi c'è l'imbarazzo della scelta perché ognuno poi tiene il cuore. Carpenter nei suoi elementi di primitività, no? È quello che più mi rimane legato, cioè tutte le volte che cerco di pensare a come fare una storia lineare, penso
penso a Carpenter, perché poi c'è anche sempre poi un retromessaggio politico che a volte è molto semplice, però è un regista che io personalmente amo veramente molto. Ascanio, tu? Ma guarda, diciamo che, come dice Christian, sono talmente tanti in realtà quelli che mi hanno ispirato durante tutta la vita, che mi piacciono personalmente, che è abbastanza difficile. Diciamo che da un punto di vista dell'immagine, forse Kubrick è quello che mi ispira di più, da un punto di vista puramente, diciamo, visivo-estetico. Io sono un po'... diciamo, sono un perfezionista che non riesce a essere, che non ha mai il tempo di fare le cose come le vorrebbe fare, però diciamo quel tipo di perfezionismo, quel tipo di attenzione ai dettagli, all'immagine, anche semplicemente all'uso delle simmetrie nell'immagine, eccetera, è sempre una cosa che è molto affascinato come linguaggio, come studio da un punto di vista proprio personale, cioè nel senso quando un'immagine, anche semplicemente da un punto di vista della prospettiva con cui è descritta, riesce a darti una sensazione. Da questo punto di vista, diciamo, Kubrick è veramente una cosa di un altro pianeta. Poi da un punto di vista poi personale, cioè, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Anch'io sono molto per Carpenter, devo dire. Faccio un'ultima domanda. Come sappiamo, durante la pandemia l'industria cinematografica ha sofferto molto, le sale sono riaperte da poco. Siete ottimisti per il futuro del cinema? Ma io personalmente sì, cioè nel senso, certo che come tutte le cose è impensabile che nel lungo periodo non ci siano delle metamorfosi, dei cambiamenti e di conseguenza poi quando intervengono delle questioni epocali come una pandemia o una guerra, cose di questo genere, le accelerazioni di solito come dire, prendono un'alta velocità. E sono sicuramente ottimista nel fatto che le persone vorranno continuare, come dire, a essere emozionate dal cinema, dalle storie coinvolte, eccetera. Da un punto di vista di dove questa cosa si svolgerà, se nel luogo fisico del cinema come lo conosciamo, se in nuovi tipi di cinema o se si sposterà altrove, questa cosa è veramente molto, molto difficile da prevedere. Però io, come dire, come tutti quelli che amano il cinema, spero che il cinema rimanga il cinema, perché l'emozione della sala è un altro tipo di cosa rispetto, come dire, al piccolo schermo. Questo è innegabile, perché è un discorso di immagine, di suono, di coinvolgimento, di vivere le stesse esperienze con più persone contemporaneamente, perché anche questo è un fattore non indifferente, no? Dal punto di vista dell'emozione che ti può portare. Quindi sì, io sostanzialmente sono piuttosto ottimista. Diciamo, lui ha una visione sempre molto lucida del futuro, in questo senso mi affido molto a lui e con la tecnologia ci vive, arriva sempre a darmi delle dritte in anticipo, quindi in questo senso l'unica cosa che mi dispiace è non aver investito in Bitcoin quando me lo suggeriva, però perché non c'avevo i soldi e quindi niente. Vabbè, insomma, una battuta così, anche per non prenderci troppo sul serio. Però sì, è chiaro che la speranza è che comunque... Poi io penso che le società siano molto, come si può dire, il rito collettivo sia una zona comfort per certi tipi di società. E mi auguro che il cinema torni a essere una zona comfort per la nostra società, cioè un rito da fare che unisce nella meraviglia, unisce nella volontà anche di ritrovarsi. Insomma, mi dispiacerebbe si perdessero, anche se la crisi sappiamo quanto ha picchiato duramente gli esercenti in questi mesi, di cui tanti sono ovviamente amici nostri in quanto frequentatori di cinema.